grazia di perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, a che vediamo il tuo amore. Ti confessiamo ogni conosciamo ogni nostro errore e ti preghiamo, dona il tuo perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, a che vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare chi rieleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Cristo eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Padre di eterna misericordia, converti a te i nostri cuori, perché nella ricerca dell'unico bene necessario e nelle opere di carità fraterna siamo sempre consacrati alla tua lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l'anima. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi e i suoi comandi, le sue norme, e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come Egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà per gloria, rinomanza e splendore sopra tutte le nazioni che ha fatto, e tu sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come Egli ti ha promesso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente, siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Beato chi cammina nella legge. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Beato chi cammina nella legge del Signore.
molto favorevole. Ecco ora il giorno della salvezza. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. La Quaresima ci chiede la conversione, ma c'è vera conversione non quando la professiamo solo a parole, ma quando essa tocca il cuore, quando ricerchiamo Dio come unico bene e manifestiamo nelle opere la carità fraterna. È il programma e l'impegno della Quaresima. Non trascuriamo la preghiera e la penitenza in questo tempo in cui ci accompagna la benevolenza di Dio che ci nutre nei santi misteri. Il brano del Deuteronomio ci raccomanda di vivere la legge del Signore, non alcuni precetti, ma tutta la legge. È troppo poco conoscerla. Adesso si deve dedicare tutto il cuore, ad essa si deve dedicare tutto il cuore e tutta l'anima. Per questa obbedienza Israele diventa per Dio il suo popolo particolare e questa obbedienza vale per il nuovo popolo di Dio che è la Chiesa, la comunità cristiana, il popolo consacrato al Signore nostro Dio come il Figlio di Dio ci ha promesso. La legge nuova, quella evangelica, non ammette più l'odio al nemico. Il discepolo del Signore deve amare il persecutore e pregare per lui. Questo lo distingue dagli altri e lo rende conforme alla santità di Dio e al suo stile di misericordia universale. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri nemici, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate quelli che vi amano, se date il saluto ai vostri fratelli, sono esortazioni alle quali dobbiamo prendere seriamente e riconoscere quanto sia fondamentale la nuova legge evangelica, tutta la legge evangelica.
Signore ci ha scelti come suo popolo. Donandoci la legge perfetta dell'amore, ora ci viene incontro e ascolta la nostra umile preghiera. Per questo diciamo: insegnaci ad amare, Signore. Insegnaci ad amare, Signore. Per la Chiesa, nell'obbedienza sincera alla voce di Dio e nell'osservanza fedele dei Suoi comandamenti, possa camminare senza ostacoli sulla via della santità. Preghiamo. Insegnaci ad amare, Signore. Per tutti i popoli che, pur vivendo nello stesso paese, si combattono da nemici, la forza dell'amore e del perdono possa prevalere su ogni sentimento di odio e di rancore. Preghiamo. Insegnaci ad amare, Signore. Per quanti sono nella sofferenza invocano attenzione e solidarietà, trovino nella nostra comunità accoglienza e vicinanza e lo spazio di una rinnovata speranza. Preghiamo. Insegnaci ad amare, Signore. Per quanti sono perseguitati a causa del Vangelo, l'esempio di Gesù che sulla croce ha perdonato i suoi persecutori sia per loro motivo di conforto e di perseveranza. Preghiamo. Insegnaci ad amare, Signore. Per noi che in questa Eucaristia facciamo memoria del sacrificio della croce, l'offerta del nostro amore e della nostra pace possa raggiungere vicini e lontani. Preghiamo. Insegnaci ad amare, Signore. O Dio, noi siamo il tuo popolo, chiamato a testimoniare lo splendore della tua santità. Aiutaci a imitarti nel dono dell'amore, perché possiamo in verità essere chiamati tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, d'ogni nostra colpa, purificaci d'ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, l'offerta di questi santi misteri ci renda degni di ricevere il dono della tua salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia. Nel nostro itinerario verso la luce pasquale, nelle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo, attraverso il deserto quaresimale.
perché ai piedi della santa montagna, col cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'Alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione al tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto numero 39. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi. Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. Avremo la sua che nessuno ci toglierà. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me. Avrete la mia vita, se l'amore sarà con voi. Avremo la sua vita, se l'amore sarà con voi. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. Sarete miei amici, se l'amore sarà con voi. Saremo suoi amici,
l'amore sarà con noi. Preghiamo. Non manchi mai la tua benevolenza, o Signore, a coloro che nutri con questi divini misteri. E poiché ci hai accolti alla scuola della tua sapienza, continua ad assisterci col tuo paterno aiuto, per Cristo nostro Signore. Scenda sui tuoi fedeli, o Signore, la benedizione che invocano e confermali nei santi propositi, perché non si separino mai dalla tua volontà e rendano sempre grazie per i tuoi benefici, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. 277. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra e un dolce volto con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. Ma
Madonna, Madonna nera, e dolce esser tuo figlio. O nascia, Madonna nera, Io viva vicino a te. lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. Lei ti illumina il cammino se le offri un po' d'amore, se ogni giorno parlerai a lei così. Madonna, Madonna nera, è dolce essere